Giacomo, capitolo Roia. Rispetto alle persone. Frate mio, così caro, voi che trite la fede in tuo Signore nostro Gesù Cristo, che sta in da roli, vi da comporta sempre in la stessa maniera, senza scartacirti e aiutare, facendo bene solo a quelle persone che vi fanno piacere aiutare. Mettiamo caso che trasesse in un'adunanza vostra, uno che tenesse una le ore, avvicino a rite sue, che tenesse in quella una veste assai sfarzosa, e in lo stesso momento trasesse pure un paziente che tenesse in quella solo una veste tutta sguarrata e consumata. Se voi guardate a chi che si veste chi ne sfarza e le dicessero, tu assitti da qua, perché sarai assai più comodo. E a chi lo paziente le dicessero, assitti da qua e via roscanna mia. Non facete da voi stessi una scelta sballata e non vi comportate così, come a chi li giudici che hanno sempre sentenze infame. Sentitemi buono, frate miei assai cari. O Signore non ha forza scivo dei pazienti che stanno in coppa a terra per far diventare ricchi che la fede e eredere il regno suo che ha promesso a tutti quelli che vanno bene assai. Voi invece comportatevi così, avete smerdiato chi lo paziente. Non so forse quelli che sono cariche denaro, quelli che scamazzano e vi strascinano pure in dei tribunali. Non so forse chi che gli stemmen un nome del Signore, che è stato chiamato in cuore a voi quando siete diventate cristiani. Certo, se voi mettete in pratica i comandamenti più rossi che sta in da scrittura, vuoi bene a frate come a te stessa, voi facete una cosa buona. Se invece volete bene a una, e una, non lo volete bene. Voi a così facete un peccato e un giorno ve ne arrivate castigate dalla legge di Dio. Perché pure se uno mettesse in pratica tutti i comandi della legge, e se contro uno solo e chi lo comanda la legge, chissà è come se fosse contro a tutta la legge. Perché chi che ha comandato a noi non scornacchia, a ritte pure, non accidere. Mo, se tu mettissi e corna a moglie e non ci ha fatto niente ancora peggio, tu perché ugualmente dai mise contro a tutta la legge di Dio. Parlate e comportate sempre come persone che avranno a essere giudicate secondo a che la legge la libertà, perché il giudizio sarà senza pietà contro aquelli che non avrà avuto pietà e lato, perché la pietà avrà sempre la meglio rindo il giudizio di Dio. La fede e l'opera. A che vi serve, frate mia, assai cari, se uno dice, io tengo la fede, ma poi non la dimostra che è fatta. Che la fede che tiene chista, secondo voi, è capace di salvare? Se un frate vostro, una sora vostra, è senza veste, non tiene niente per mangiare, ogni giorno, e uno di voi le dicesse, io ti vengo in pace, sciaglianitevi e saizzatevi, ma non desse a loro che le serve per corpo, a che le serve. E la stessa cosa conta pure per la fede vostra, sì che la fede non vi porta a fare nessuna cosa buona, che la fede vostra non serve a niente. Perché è come se fosse morto. Ma qualcuno di voi potesse dicere, tu tieni la fede e io tengo l'opera, mostrami la fede tua, senza che l'opera, e ti mostrerai già la fede mia con tutta l'opera. Tu credi veramente che non ci stanno Dio solo, e fai buono, perché pure i demoni credono, e tremano innanzi a essa. On sensata, voi sapete tu come fa la fede, senza l'opera, è una cosa che non serve a niente. Abramo, padre nostro, non fu salvato per tutte quelle che essa facette, quando sacrificai il figlio suo Isacco in coppa a chi l'ardare, e vide che la fede era accompagnata all'opera buona che facette, e proprio perché l'opera buona, la fede sua, andava andare perfetta, e facette a compiere quella che stava scritta in da scrittura. E Abramo credette a Dio, e Dio mettette in coppa il conto suo, come un'opera buona, e fu chiamato amico di Dio. Verite buona che l'uomo viene salvato non solo con la fede, ma pure con tutto quello che fa è buono. La stessa cosa succedette pure a Raab, che faceva male femmina, che essa non venette salvata perché aveva a cuore in casa solo l'uomo che era aiutato a spensionare, che la terra, e poi facette sciare in quella città per andare via. Perché come il corpo è senza l'anima è morta, ha così pure la fede, senza l'opera buona, è morta.